Interrompiamo subito tutte queste trasmissioni per un importante comunicato del movimento estremista ligure. Vabbè, non è proprio tanto importante, però ormai le trasmissioni le abbiamo interrotte e diciamo qualcosa. Perché adesso, benissimo, siamo diventati regione arancione, lo sapevo, benissimo, eravamo regione gialla, a suono di allerte rosse, si mischiano i colori, siamo diventati arancioni. Che poi lì Toti ha fatto quello, per me non no, io non l'avrei fatto, come dire, è meglio che lo fa. Così ha buttato la responsabilità sul governo, un po' come quando io sono lì che sto dormendo e ci sono i ragazzi alle 4 di notte che giocano a pallone fuori. Tirarci una bullacata di piscio mi fa brutto. Allora cosa faccio? Telefono alla vicina di sopra e dico, prima hai sentito sti qui come giocano a pallone? Pum, ci parte subito la bullacata di piscio da parte sua. Così no, non mi togliere la linea. Dai, non mi togliere la linea. Belli. Perché adesso ci sono tutti questi milanesi che ce l'abbiamo in casa e faranno un lockdown di quelli nazionali. Come facciamo? Io adesso mi sono già informato, ho affittato una casa, mi sono assicurato in un posto dove non c'è neanche un milanese, a Milano. Ma hanno detto lì, guarda, non se ne trova più. Dai, lasciami la linea, perché tra poco arriva Natale, rischia che siamo in lockdown, possiamo fare nemmeno i cenoni. Mia mamma mi ha chiamato e mi ha detto, io ho un scamotage. Voi venite tutti da me, ma state fuori, io metto il tavolino fuori e vi faccio il cenone da sport. Così funziona, dice che è legale. E così faremo. Lasciami la linea. Possiamo fare almeno le complimentazioni e le felicitazioni a John Biden. Che quello John Biden si capisce che è uno che è dalla parte dei liguri. È vecchio. Saprà capirci le nostre istanze e noi ci porteremo le istanze del movimento estremista ligure. Anche perché, sinceramente, quello lì, Trump, non ha mica fatto una figura tanto. Beh, ha preso il pallone e ha detto, no, beh, lì ci gioco io. Come quando andavamo ai giardinetti e c'era sempre Cadeddu che pigliava il pallone e se lo portava via. Dai, Trump. Togli la linea, poi me la dai, me la togli. Voglio dire soltanto una cosa. Le notizie non sono mai buone. Diciamo coronavirus, suca, in zona arancione. Adesso devi prenderti la linea. Te la sei presa? Prenditi un po' sta linea. Niente.